Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per 9 regioni, tra cui il Veneto già dal pomeriggio sera e il Friuli Venezia Giulia fin dalla notte. È il clima impazzito, ormai il clima mediterraneo è un lontano ricordo, dal caldo torrido di questi giorni all'allerta per temporali e grandine. Fino alle 24 di stasera criticità gialla per maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è martedì 26 luglio 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda la crisi, il cambiamento climatico con tutte le sue conseguenze nelle previsioni meteo per i prossimi giorni. In Veneto quindi una breve tregua dal caldo record probabilmente, ma a nord-est è già allerta per temporali e grandine. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, un articolo firmato da Angela Pederiva. Dopo il record di 39 gradi, previste ora temperature più consone al periodo, 30-31 la massima. Tuttavia, tra giovedì e venerdì il tempo di nuovo stabile dovrebbe favorire una ripresa della calura. Ma nel frattempo, in queste ore si passa da un eccesso all'altro, quindi dal caldo torrido con i record di temperature, la siccità e i fiumi a secco, e dall'altro lato appunto in queste ore è attesa la grandine e i temporali, e può sembrare un paradosso in tempi di allarme per la perdurante siccità appunto, ma in queste ore i fiumi veneti finiscono sotto la lente di osservazione per situazione di possibile criticità idrogeologica. In aggiunta al rischio segnalato a livello nazionale, infatti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per tutti i bacini idrografici del Veneto, valido dalle 18 di ieri fino alla mezzanotte di oggi. Quindi addirittura c'è il rischio di avere troppa acqua nei fiumi e quindi improvvise esondazioni o comunque fenomeni appunto di criticità idrogeologica legati alle precipitazioni che in queste ore dovrebbero abbattersi sul Veneto, sul nord-est. Parlando sempre di acqua, a Valdobbiadene 2 autobotti in paese per rifornire le famiglie rimaste senza acqua. La misura attuata ieri sera a Valdobbiadene, appunto, dove l'emergenza idrica causata dalla siccità si fa sentire, al punto che dal 20 luglio scorso oltre 500 famiglie hanno visto uscire un flebile getto dai rubinetti, o addirittura nemmeno una goccia. Il fatto che manchi metà dell'acqua che prima arrivava dal Bellunese ha innescato una crisi idrica devastante e improvvisa, spiega Florian, amministratore delegato di ATS, la società che gestisce il servizio idrico nella località trevigiana. Interessate dai disservizi sono alcune frazioni collinari, di cui quindi la decisione di collocare 2 cisterne da 30 ettolitri per l'approvvigionamento. Questo sul Gazzettino. Per quanto riguarda la situazione invece sul litorale, sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo che dopo le ore 19 sono vietate le docce in spiaggia e a mezzogiorno vengono razionate a Caorle. L'acqua potabile scarseggia per la risalita del cuneo salino sul Livenza, problemi anche a Eraclea. Nella stessa pagina dei quotidiani del gruppo Gedi un articolo di Laura Berlinghieri prova a mettere un po' di ordine tra i progetti previsti dal PNRR in materia di acqua. Al Veneto sono stati assegnati 126 milioni di euro per le infrastrutture primarie di approvvigionamento, stanziati 39,74 milioni per interventi sulle fognature e per potenziare i sistemi di depurazione. Sono 8 quindi i progetti finanziati in Veneto con le risorse del PNRR, molte di queste non sono ancora state assegnate. Laura Berlinghieri nel suo pezzo ricorda che nella nostra regione oltre il 40% dell'acqua immessa nella rete finisce disperso. Voltiamo pagina dopo questa prima notizia di oggi relativa al cambiamento climatico e alle sue conseguenze.
La politica, un registro telematico per gli operatori sociosanitari del Veneto, lo propone Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che ieri in Consiglio regionale ha presentato una proposta di legge sottoscritta anche da altri colleghi della opposizione per aggiornare una normativa che ormai è datata di oltre 20 anni. Due gli obiettivi illustrati dall'esponente del Movimento 5 Stelle: il primo, aiutare le famiglie a individuare figure professionali di riferimento per le proprie necessità di assistenza domiciliare attraverso appunto un registro regionale telematico a cui gli operatori possono iscriversi su base volontaria. Il secondo obiettivo invece è tutelare chi intraprende percorsi formativi accreditati dalla regione, conferendo caratteri di sicurezza allo sviluppo della propria carriera. Il progetto di legge è sostenuto anche dalla senatrice Barbara Guidolin, che arriva dall'ambiente sociosanitario e conosce le difficoltà di chi lavora nell'RSA e negli ospedali. Quindi un monitoraggio e un registro per gli OS. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi e sul Gazzettino di oggi. L'economia, bollette più 12 miliardi di euro. È il costo maggiore che verrà pagato dalle imprese del Veneto, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. La notizia sul giornale di Vicenza di oggi è di 11,8 miliardi, più precisamente il costo aggiuntivo che le imprese venete subiranno quest'anno a causa dei rincari di energia elettrica e gas. Una stima che si basa sull'ipotesi che quest'anno si registrino gli stessi consumi registrati nell'anno pre-pandemia, applicando però per l'intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi 6 mesi. Una stangata, dice la CGA di Mestre, che rischia di provocare una vera debacle al nostro sistema produttivo. Se la Russia dovesse chiudere ulteriormente le forniture di gas verso l'Europa, è probabile che il prezzo subisca un'impennata che spingerà il costo medio nell'ultima parte dell'anno a un livello ancora superiore a quello dei primi 6 mesi del 2022, quindi a quel punto i costi schizzerebbero veramente alle stelle. L'ultima notizia di oggi è una flash, riguarda la pandemia. Sempre sulle pagine del giornale di Vicenza: Covid, i veneti infetti tornano sotto i 100.000. Purtroppo i decessi hanno raggiunto la quota 15.000 dall'inizio della pandemia naturalmente, ma la tendenza attuale è appunto quello di un calo dei contagi. Un altro segno che il picco dell'ondata è stato superato, scesi a 29 i casi gravi in terapia intensiva, quindi probabilmente il picco della nuova ondata è già stato raggiunto. Da una settimana il Veneto ha anche superato la quota di 2 milioni di positivi dall'inizio della pandemia, che vuol dire quasi 1 su 2 degli abitanti del Veneto che quindi avrebbero già avuto l'infezione da coronavirus, anche se c'è da tener conto delle reinfezioni che non sono state poche. Ecco, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.